Buongiorno, buongiorno, in diretta con Focus TG. Apriamo questa edizione del nostro notiziario con una tragedia avvenuta in laguna a Venezia nella notte, poco prima delle 3, dove un barchino è affondato davanti all'isola di Pellestrina all'altezza di Caromana. Perde la vita Johnny Vido, 44 anni, che vedete in questa foto, che si trovava a bordo del barchino assieme al cugino. È stato proprio quest'ultimo a lanciare l'allarme ai carabinieri e alla capitaneria di porto. L'uomo in stato di shock ha raccontato di essere stato a bordo dell'imbarcazione mentre affondava. Il cugino, finito in acqua, è risultato disperso. Sono partite subito le operazioni di soccorso. La barca, uno scafo giallo di circa 5 metri, è stata ritrovata alle 4:10 dai vigili del fuoco, semisommersa nello specchio acqueo proprio di fronte a Pellestrina, e poi su avvistamento della Guardia di Finanza da un elicottero la motovedetta ha recuperato il corpo senza vita dell'uomo che abitava proprio in questa località. I due cugini si muovevano spesso in barca e pare stessero andando a pescare. Ovviamente non si esclude che ci sia stato un urto contro una riva o una bricola per l'ormeggio. Succede spesso nella laguna veneziana. Le circostanze sono ovviamente al centro delle indagini degli inquirenti. Ovviamente ci collegheremo tra l'altro più tardi in diretta con Pellestrina, con i nostri inviati, per avere altri particolari. Andiamo alla cronaca giudiziaria. Una nuova udienza nel processo per la morte del ventenne di Trebaseleghe, ucciso a coltellate durante una rissa fuori dalla discoteca Baita al lago di Castelfranco. Presenti in aula i genitori della vittima, le lacrime di mamma Ioana, piegata da un dolore immenso. È un dolore immenso che non si spende mai. Cioè, per un spintone io non ho più accanto mio figlio e non posso più abbracciare. Le lacrime scendono. Ioana, la mamma di Lorenzo Cristeo, ucciso a coltellate fuori dalla discoteca Baita al lago, non si dà pace. Impossibile per lei anche solo capire perché il figlio sia morto a soli 20 anni per un litigio degenerato in rissa e poi terminato nel sangue. Ucciso per uno spintone, ripete, ed è proprio quello il motivo che avrebbe scatenato la tragedia. Il suo pensiero unico è quello per Lorenzo, che oggi lei non può più abbracciare. Lorenzo era una persona buona, Lorenzo era Lorenzo per noi altri. Manca tanto. Le lacrime si fermano in gola, troppo forte il dolore. In aula è presente anche papà Vasile ed un altro parente. Hanno ascoltato le testimonianze che ripercorrono quei drammatici momenti. Ioana ogni tanto china la testa, si asciuga le lacrime. Davanti a lei 2 imputati, Badr Rouaji e Tabennani. I loro sguardi si incrociano poche volte. I genitori di Lorenzo chiedono giustizia, chiedono venga alla luce tutta la verità di un omicidio che forse ha davvero un motivo banale, uno spintone di troppo, uno sguardo, una parola e la rabbia di giovani che in un attimo hanno distrutto la loro vita e cancellato i sogni di un ventenne. Il servizio di Daniele Assizia e la ricostruzione in aula del delitto dell'assassinio di Lorenzo Cristea, ventenne accoltellato, la testimonianza del personale della discoteca Playa Loca, il video della fuga di Badr Rouaji. Il giovane è caduto a terra, l'avvocato Crea dice in mano non aveva il coltello. Le immagini parlano da sole. Questo è l'istante in cui arrivano le auto con il gruppo di Cristea. I ragazzi scendono, poi alla cronaca di quello che accade. La rissa, i pugni, i calci e le coltellate. Infine la fuga di Badr Rouaji che per primo si allontana dal luogo della tragedia. Dietro Tabennani che lo segue. Ed è qui che l'avvocato Crea punta il dito. Badr in questo video, prima di nascondersi, cade a terra. Nelle mani non ha nulla, non ha il coltello. Era evidente sin dai primi momenti dell'indagine, perché i video che sono stati acquisiti avevano dimostrato inequivocabilmente, oggi l'ho fatto anche rivedere in aula, hanno dimostrato inequivocabilmente che a pochi secondi dal momento del compimento della rissa si è visto giungere il Rouaji Badr, che è caduto a terra e ovviamente non aveva nulla in mano. Quindi
mi sembra che l'elemento oggettivo del video sia un riscontro certo del non possesso del coltello da parte di Rouaji. Il coltello è stato trovato in una aiuola poco distante da dove i due giovani si erano nascosti. Durante l'udienza hanno poi testimoniato gli investigatori e gli addetti alla sicurezza che hanno ripercorso i momenti della tragedia. I due gruppi erano già stati nel locale. Quella sera, il 3 maggio 2025, erano seduti in due tavoli poco distanti l'uno dall'altro ed è qui che è iniziata la lite. Una spinta avrebbe scatenato una reazione a dir poco spropositata, a dividerli proprio il personale del locale. Abbiamo deciso, hanno raccontato, di far uscire dalla discoteca il gruppo più numeroso, mentre abbiamo invitato gli imputati a rimanere dentro, così da far calmare le acque. Dopo una ventina di minuti i due giovani marocchini sono usciti, si sono incamminati lungo via Pagnana. Sono stati raggiunti dall'altro gruppo a bordo di 3 auto. Qui è scoppiato il finimondo. Ciò che è sicuro è che sono stati percorsi 600 metri di strada dall'uscita della discoteca fino al luogo della rissa, che ovviamente per percorrere a piedi ci vuole più di qualche minuto, mentre con le autovetture ci vogliono pochi secondi, il che giustifica il fatto che i ragazzi a piedi siano stati fermati dalle autovetture che sono sopraggiunte, almeno questo ci indica la logica. La prossima udienza il 7 settembre 2026. Homo hominis lupus, dice un vecchio proverbio, cioè l'uomo è un lupo per l'uomo, lo vediamo in tanti fatti di cronaca nera purtroppo. Poi ci sono i lupi veri e propri ed è accaduto fra le colline e le case di Marostica di ritrovarsi un lupo davanti alla porta di casa. Sentiamo in diretta Mirko Cavallina. A te Mirko. Buongiorno direttore, con Renzo Rigon alla parte tecnica. Torniamo, siamo stati forse 1 anno e mezzo fa circa in località Valle San Floriano, siamo in mezzo alle colline di Marostica, dove questa mattina un residente in una casa poco più sotto rispetto alla chiesa parrocchiale e al cimitero ha raccontato appunto sui social di aver incontrato all'ora di colazione, poco dopo le 8, sulla porta di casa un lupo. Qui sotto c'è il borghetto di case di Valle San Floriano, oltre quegli alberi che adesso Renzo vi fa vedere, e appunto questa mattina c'è stato questo incontro che risulta non ha avuto ulteriori conseguenze per Presidente, come è successo già altre volte, col lupo presente qui in mezzo alle case, poi l'animale selvatico si è allontanato, ma la sua presenza appunto qui in questo territorio è stata segnalata più volte. Ne avevamo documentati anche che correvano in mezzo alla strada, quella laggiù che sale appunto dal centro di Marostica verso Valle San Floriano e le colline, una presenza purtroppo abituale. Qui non sono state segnalate di recente altre predazioni, ma c'è un po' di apprensione. Abbiamo parlato con alcuni residenti e questa presenza insomma diciamo è poco rassicurante, quindi lupus per l'uomo, insomma, citando il detto latino che hai detto in apertura. Qui c'è anche un asilo nido vicino alla chiesa parrocchiale con alcuni bambini di tenerissima età e quindi oltre alla favola di Cappuccetto Rosso viene ulteriormente in mente e nell'animo un'ulteriore apprensione per la presenza di questi bambini, perché il lupo gira di giorno ma a quanto pare anche senza paura per la presenza dell'uomo. Verificheremo, sentiremo altre voci appunto che poi vi proporremo nei telegiornali di questa sera, a cominciare anche dal cittadino che ha segnalato questa presenza. Di questo ulteriore avvistamento abbiamo parlato anche col sindaco di Marostica, Matteo Mozzo, che poi lancia un appello ai residenti e diciamo in senso largo anche alle autorità. Vi lascio l'intervista e poi linea a voi. Sindaco Matteo Mozzo, non è la prima volta che a Valle San Floriano è segnalata la presenza del lupo, 2025 e anche periodi precedenti. Questa confidenza ormai anche con le case e gli uomini è purtroppo abituale. Ma è quello che continuiamo a dire ormai da anni e francamente non so nemmeno cosa si possa aggiungere ancora. C'è questo problema della confidenza, gli animali non hanno paura, si avvicinano sempre più alle case dell'uomo. Speriamo non debba succedere un caso come in provincia di Lucca per poi avere un riscontro da parte delle autorità competenti, che comunque dovranno prendersi le responsabilità, anche gli stessi ministeri.
C'è il Ministero, c'è questo piano di abbattimento che ancora però non ha visto un'applicazione effettiva con diciamo, la declassificazione del lupo. Abbattimento, spostamento, verifica, proiettili di gomma, sono tutte situazioni al vaglio e sta di fatto che chi dovrebbe prendersi responsabilità non se la prende. Ai cittadini cosa dire? Quelli che abitano soprattutto in zona collinare. I cittadini invito sempre a segnalare, ma non a segnalare solo sui social, ma alle autorità competenti, perché deve restare la traccia della segnalazione, lo scrivere sui social, sì, aiuta ad avvisare gli altri, ma non fa censimento, per cui se le cose non vengono segnalate alle autorità competenti, e non sto parlando del comune di Marostica, ma a forestale e a provincia, la cosa assolutamente non serve soltanto a raccontarcelo tra di noi, ma non viene preso in esame come una zona ad alto rischio. Grazie Mirko Cavallini e Renzo Rigon e saliamo da Marostica sull'altopiano, andiamo a Gaglio dove ieri è stato forato un tubo del gas durante la posa della fibra e con la mente si è tornati alla tragedia dell'ottobre del 2024. Vanessa Banzato. Si sono vissuti momenti di paura a Gaglio, siamo nella centralissima via Roma, si è temuto potesse ripetersi quanto accadde nell'ottobre del 2024 in via Eck, quando durante la posa della fibra venne bucato un tubo del gas che provocò l'esplosione della villetta dove abitava il dottor Luigi Rossato. L'uomo rimase ucciso in quella circostanza. Anche questa mattina stavano facendo appunto i fori sulla strada per la posa della fibra. Un tubo del gas fortunatamente della linea secondaria è stato bucato, la strada è rimasta chiusa per almeno 2 ore. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri per accertare e verificare che non ci fosse nessuna conseguenza. La sindaca Marinella Sambugaro, appena avvertita del guasto, si è precipitata sul posto e ha monitorato tutte le operazioni di verifica sino alla riapertura della strada. Quando mi hanno chiamata sinceramente un attimo di brivido è venuto, perché si rievoca sempre quella tragedia che è stata immane, e anche se è una cosa molto minore di quella che è successa in ottobre, il pensiero va sempre là. Per fortuna non è accaduto niente, ma non è accaduto niente grazie alla tempestività di tutti quelli che sono soccorsi, che sono stati coinvolti. La chiusura della strada ha creato disagio visto che siamo in piena stagione turistica e l'episodio ha inevitabilmente preoccupato le persone. Noi ci siamo subito allontanati, è meglio stare un po' da parte. Timore perché ma tutte queste cose moderne che adesso c'è molto più pericolo di... Sì, perché quando scavano o di qua o di là rompono i tubi dell'acqua, rompono i tubi del gas. Certo è che episodi del genere, guasti causati durante la posa della fibra, purtroppo non sono casi isolati. Su questo bisognerebbe lavorare, secondo la sindaca. Forse un po' di più riguardo bisogna averla, bisogna essere molto cauti quando si scava. Andiamo in diretta a Mogliano Veneto da Daniela Sizia e Edoardo Paris, perché è morto un 71enne colpito da malore in auto, si era messo a bordo strada, l'auto è scivolata in un fosso. Sentiamo i particolari. A te la linea, Daniela. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, ci troviamo proprio a Mogliano Veneto all'incrocio tra via Bonfardini, che è questa, e via Braida. L'auto, la vedete, è proprio volata giù da questo piccolo, da questa salita, è andata giù nel campo. Un impatto non violento, però l'anziano, il 71enne, veniva da questo incrocio. A un certo punto ci ha raccontato un testimone, ha cominciato a rallentare come volesse fermarsi, probabilmente si stava sentendo male. Si è fermato qui, però ovviamente questa è una discesa, l'auto ha continuato a camminare però sempre lentamente, finendo proprio nel campo che vedete lì. Nulla da fare per il 71enne di Casier. Subito sono stati allertati il suo M118, è venuto l'elicottero, i carabinieri hanno provato a rianimare l'automobilista, ma purtroppo per lui non c'era nulla da fare. Sicuramente, insomma, ci dicevano è un malore, aveva fatto proprio una manovra anomala, tanto che il testimone che ci ha raccontato cos'è avvenuto ha detto: io quando ho visto che attraversava la strada così piano e poi veniva verso sinistra, dice, mi sono reso conto che qualcosa non andava.
aspettava. Effettivamente probabilmente l'automobilista voleva fermarsi, non ce l'ha fatto, fra l'altro questa è una discesa, poi c'è una curva e quindi l'auto è andata dritta ed è finita lì nel campo. In questo momento hanno recuperato il corpo, lo stanno portando via e adesso c'è soccorso stradale per recuperare la macchina, una Ford. Come vi dicevo, purtroppo è l'ennesima comunque tragedia della strada, anche se si tratta di una fuoriuscita autonoma e di un malore, davvero una piaga questa nella Marca. A livello di incidenti stradali vedete c'è il furgone che sta venendo da questa parte con il corpo purtroppo dell'automobilista. Questo è quanto è accaduto qui a Mogliano Veneto. Non possiamo ovviamente darvi il nome perché è accaduto da pochissimo e devono essere ancora avvisati i familiari. Questo è tutto, direttore, purtroppo da Mogliano Veneto l'ennesima tragedia da raccontare. Io ti restituisco ora con Edoardo Paris la linea. Grazie Daniela Sizia e Edoardo Paris per la parte tecnica. Un incidente in questo caso che non è stato provocato dall'uso del cellulare, da sostanze stupefacenti, eccesso di alcol o alta velocità, ma l'alta velocità provoca molti incidenti. C'è una polemica ormai perdurante sugli autovelox, in particolare dopo il decreto del ministro Salvini. In Veneto di autovelox ne sono stati spenti 84, ma i rimanenti sarebbero comunque fuori norma, almeno secondo quanto sostiene l'Associazione Nazionale Maggior Tutela, che difende gli automobilisti. Sentiamo Lucio Zanato. Quelli ancora attivi possono essere comunque contestati? Indubbiamente sì, possono essere perfettamente contestati in quanto non omologati. Non lo dico solo io, lo dicono anche persone più eminenti del sottoscritto. Non è cambiato nulla. Giudizio chiaro quello dell'Associazione Nazionale Maggior Tutela, che da anni assiste gli automobilisti sanzionati dagli autovelox. Il decreto del Ministero dei Trasporti ha dettato le regole, ma i rilevatori devono essere testati per poi ottenere l'omologazione secondo i nuovi parametri. In Veneto si contano 738 autovelox distribuiti in tutte e 7 le province e montati in 283 comuni, con Padova al primo posto con ben 19 dispositivi. Di questi 464 hanno il limite noto in postazione fissa. Dal 12 luglio, data di applicazione del decreto ministeriale, in regione ne sono stati spenti 84, di conseguenza 380 sono operativi, pur mancando, secondo l'avvocato Capraro, dei controlli da parte di certificatori e il relativo rilascio di omologazione. Un buco amministrativo che rischia di innescare un altissimo numero di ricorsi alle prefetture con relativo annullamento delle sanzioni, come già successo finora. E proprio da chi è stato tra i primi a presentare i ricorsi sugli occhi elettronici arriva un suggerimento alle amministrazioni che possiedono e gestiscono gli autovelox. Il mio consiglio spassionato è che al momento li tengano tutti spenti, provvedano a far sì che lo strumento venga sottoposto a procedura di omologazione e dopodiché possono riaccenderli tranquillamente. E le cose vanno in altro modo a Romano Dezzolino, si sta preparando all'utilizzo, in seguito alle nuove norme, di molti autovelox proprio in nome della sicurezza. Vediamo. Nel Vicentino 13 autovelox non sono stati omologati, ma gli altri 57, secondo quanto deciso dal Ministero dei Trasporti, possono essere accesi. Ne possiede 2 il comune di Romano Dezzolino, che nel recente passato ha registrato molte violazioni. Abbiamo rilevato veicoli che vanno a velocità decisamente più alte del limite, e anche oltre il doppio, quindi su un limite 50, anche 110-130 all'ora. Proprio per questo, per mettere in sicurezza specialmente l'utenza debole, specialmente i bambini che vanno nelle scuole e le persone che attraversano sulle strisce pedonali, in queste settimane i nostri agenti di polizia locale inizieranno una serie di sopralluoghi per capire esattamente dove posizionarsi. Le apparecchiature dovranno essere in funzione solo in presenza di una pattuglia della polizia locale. L'unico obiettivo, conferma il sindaco, è la sicurezza, ora che è in vigore la nuova normativa. Nelle settimane scorse abbiamo utilizzato le nuove regole per mandare in taratura le nostre attrezzature che sono omologate,
per cominciare prima dell'inizio delle scuole una serie di controlli sulle strade del comune di Romano, principalmente quelle vicino alle scuole e i rettilinei che portano ai centri abitati. Così il sindaco di Romano Ezzelino. Adesso andiamo da Marta Zatta e da Federico Cibotto, perché è stato arrestato uno stalker che aveva perseguitato una donna fino a farle cambiare casa e lavoro. A te, Marta. Sì, direttore, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Esatto, fortunatamente è finito ieri l'incubo di una ragazza di 26 anni perseguitata dal marzo scorso da un uomo di 30 anni della provincia di Belluno. I due appunto vivevano a Cortina d'Ampezzo e l'uomo ha iniziato appunto a perseguitare la donna senza neanche in realtà mai incontrarla davvero. Continuava però a mandarle messaggi sui social, messaggi appunto attraverso lettere, si appostava sotto il suo luogo di lavoro e addirittura anche sotto casa sua. Veramente una situazione che ha fatto vivere alla ragazza mesi veramente di incubo, tanto da farle cambiare addirittura le sue abitudini di vita, il lavoro, tanto da farla trasferire appunto qui, proprio a Padova, dai suoi genitori. L'uomo era tra l'altro già appunto stato denunciato per stalking da parte della cugina della 26enne, un uomo che aveva anche precedenti per diversi reati. Ecco, appunto dicevo, la ragazza è dovuta trasferirsi qui a Padova dai genitori, ma l'uomo è riuscito a raggiungerla anche qui. Le ha dato un appuntamento in un bar nel quartiere Altichiero, qui un quartiere di Padova. A quel punto la ragazza, veramente esasperata, ha contattato nuovamente gli agenti della polizia dopo averlo denunciato già nei mesi scorsi. In questo caso però fortunatamente i poliziotti sono riusciti a fermarlo e ad arrestarlo. Io sono in compagnia di Mariangela Zanni, che è presidente del Centro Veneto Progetti Donna. Purtroppo voi ogni giorno vivete queste situazioni, siete testimoni di queste situazioni. Sì, il reato di stalking fa parte a pieno titolo della violenza maschile sulle donne. Sono circa il 10% dei casi che noi vediamo ogni anno nelle richieste di aiuto che arrivano da parte delle donne di tutta la provincia di Padova e per lo più delle volte si tratta di stalking da parte di ex, quindi di uomini che non accettano di separarsi dall'ex compagna e che vogliono ancora esercitare un controllo con tutti appunto gli elementi che vede anche questa storia che abbiamo appena sentito. Quello che preme ricordare è che il reato di stalking viene chiamato reato sentinella, perché appunto da una indagine che la Commissione Femminicidio del Senato ha fatto negli anni scorsi risulta appunto un reato a cui poi può seguire anche appunto il femminicidio. In tanti casi di femminicidio c'erano state precedenti denunce per stalking e quindi c'è tutta una via preferenziale anche dal punto di vista penale di protezione proprio per le vittime di questo tipo di reato, ed è importante appunto segnalarlo proprio dalle prime avvisaglie, perché esistono proprio dei livelli di protezione che sono previsti dal nostro ordinamento e come in questo caso sono stati poi messi in atto nel caso di questa giovane donna. Voi, ricordiamolo, avete un numero attivo 24 ore su 24 e avete notato anche l'aumento della mole di chiamate durante la notte, il che è un dato positivo da una parte, perché comunque le donne iniziano a chiamare, però dall'altro fa anche riflettere. Sì, sicuramente è un dato positivo. Noi gestiamo il numero nazionale 1522, appunto ci riferiamo a questo tipo di linea che vede chiamate da tutta Italia, quindi è un aumento che abbiamo visto proprio toccato con mano negli ultimi mesi e come si diceva appunto parliamo di un fenomeno, la violenza maschile sulle donne, che è strutturale, quindi che esiste ma che ancora fa fatica ad emergere, quindi tutti i dati che registrano un aumento per noi sono dati positivi, perché significa che sempre più donne acquistano fiducia nel chiedere aiuto e in qualche modo pensano che sia anche più sicuro raccontare quello che stanno vivendo, hanno meno paura.
Ecco, quindi è importante anche in questi casi, ma in realtà sempre, lanciare un appello, insomma, a chi ci sta, anche le donne che ci stanno anche magari guardando, di non avere paura di contattarvi. Sì, sappiamo che è difficile parlare di quello che si sta vivendo, però i centri antiviolenza in tutto il territorio, a Padova abbiamo un numero verde 881 46 81, ma anche il 1522, sono luoghi dove le donne possono chiamare senza addirittura essere obbligate a dire il loro nome, dove possono avere informazioni rispetto a qualsiasi tipo di percorso che vogliano intraprendere, che sia informazioni legali o informazioni rispetto anche al riconoscimento di quello che stanno vivendo nelle loro relazioni, da parte anche di persone che magari, appunto, come nel caso di questa ragazza, stanno agendo delle condotte che sono dei veri e propri reati. Grazie davvero a Mariangela Zani anche per tutto quello che fate ogni giorno. E direttore, per il momento è tutto da Padova, ti restituisco la linea. Grazie Marta Zatta e Federico Cibotto. Vediamo dal Gazzettino una notizia che ha dell'incredibile. Scavalca il cancello a Mestre di un canile per riprendersi il maltese e per vendicarsi libera cani pericolosi dalla gabbia che poi aggrediscono un inserviente e si azzanano tra di loro. Anfetamine e droga sintetica dopo il blitz dei carabinieri contro lo spaccio nel Feltrino. Qui siamo a Padova con 2 arresti, 3 denunce e tra gli indagati nei guai anche un veterinario trevigiano. C'è anche un veterinario trevigiano nell'elenco degli indagati dalla Procura di Belluno al termine del doppio blitz dei carabinieri della compagnia di Feltre che hanno stretto la morsa sullo spaccio di droga sintetica e tradizionale nel territorio. Sotto sequestro preoccupanti quantitativi di anfetamine, hashish e MDPV, una potente droga sintetica dagli effetti altamente stimolanti e con un elevato potenziale di dipendenza frequente nei circuiti del chemsex per potenziare l'esperienza sessuale. L'attività dei militari ha portato all'arresto di 2 giovani trevigiani sorpresi al Parco del Piave a Feniar di Setteville mentre confezionavano dosi di anfetamina all'interno di un'auto. La perquisizione nelle loro abitazioni ha consentito di recuperare e sequestrare altra droga sintetica, hashish e tutto l'occorrente per preparare le dosi destinate allo spaccio. Diversa la posizione del veterinario. Secondo gli investigatori, il professionista sarebbe il proprietario dell'auto utilizzata per trasportare la droga destinata ad un acquirente nel Feltrino. Nella sua abitazione, nel suo studio, perquisiti con il supporto dei carabinieri del NAS, sono stati sequestrati ulteriori quantitativi di stupefacente, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il veterinario e le 2 persone a bordo dell'auto, un uomo residente nel Trevigiano e una cittadina brasiliana domiciliata nel Lecchese, in ottemperante a un decreto di espulsione emesso a fine giugno dal questore di Venezia, sono stati deferiti tutti in stato di libertà alla Procura di Belluno. Allarmante il sequestro dei quantitativi di MDPV che può comportare rischi devastanti, da gravi psicosi ad attacchi di panico acuti a cui si sommano complicanze come infarto, convulsioni e collasso cardiocircolatorio. Un fenomeno che gli investigatori stanno monitorando con crescente attenzione e che conferma come anche il bellunese non sia immune dal traffico delle nuove sostanze sintetiche. Servizio di Tiziana Bolognani e adesso i furti a Lonigo, prosegue la caccia ai rapinatori di Leonicus, che è una rievocazione storica, forte l'indignazione dei residenti offesi dall'assalto dei criminali a questa popolarissima festa cittadina. Spiace sentire queste notizie di eventi così spregevoli. Dopo un lungo weekend di lavori di questi volontari, sentire queste notizie fanno davvero male. A Lonigo non si placa l'indignazione e la rabbia dei cittadini per il colpo messo a segno ai danni di Leonicus, una delle manifestazioni di successo diventata identitaria attraverso la rievocazione storica medievale che valorizza le radici culturali locali coinvolgendo centinaia di volontari. Mentre le forze dell'ordine indagano alla ricerca dei criminali, passando al setaccio anche le immagini delle oltre 150 telecamere della rete di videosorveglianza comunale riaffiorano le polemiche in tema di sicurezza. Il parco dell'ippodromo, sede della manifestazione negli ultimi periodi, sembra essere sempre più mal frequentato a causa dello spaccio di droga. Vedo molte cose e vedo che la sicurezza
in questo paese, come tanti altri, mancano le attenzioni, soprattutto nelle piccole cose. Lei ha paura a frequentare questo posto, che dicono che è anche mal frequentato durante la sera? La sera ho paura, sì, perché non si sa chi incontri e che l'Onigo è ancora abbastanza un paese tranquillo. Io sinceramente ancora l'Onigo mi sento in un paese felice. Però questo è stato un affronto. È stato un affronto, e cosa possiamo fare però? Abbiamo visto effettivamente quanto lavoro c'è stato dietro e vedere che nel giro di qualche minuto tutto quanto c'è andato tutto in svanire, capito? È un segnale triste perché anch'io che comunque lavoro qua da circa una decina d'anni so quanto lavoro ci sta dietro e c'è poco da dire, c'è solo tanta tristezza. Dalla prima pagina dell'Arena di Verona vediamo un'altra spaccata in centro storico, derubata la tabaccheria alle Arche Scaligere, un'escalation di furti ai danni di negozianti del centro e delle auto dei residenti in sosta. West Nile, primo caso del 2026 accertato nel territorio vicentino dell'Ulz 8, colpita una persona che non ha fatto recentemente viaggi all'estero. Abbiamo anche nel territorio della nostra azienda sanitaria, un comune del Basso Vicentino, la notifica del primo caso umano di arbovirosi autoctona, cioè di una malattia trasmessa da puntura di zanzara, in particolare la West Nile, che ormai è una arbovirosi, una malattia che è presente nei nostri climi e cioè non è di importazione, non proviene da altri paesi. Normalmente il bacino sono gli uccelli migratori con cui poi vengono in contatto le zanzare che si infettano e che possono pungere l'uomo. Primo caso di quest'anno di infezione da West Nile diagnosticato nel Vicentino. A comunicarlo l'Ulz 8 Berica, che precisa come la persona non abbia svolto recentemente viaggi all'estero e pur manifestando una sindrome febbrile risulti in buone condizioni generali e il decorso della malattia consenta già di escludere ulteriori complicanze. Si trasmette solo con la puntura di una zanzara, la quale trova il suo bacino del virus, come ho detto, negli uccelli migratori, ma cosa importante, a differenza delle arbovirosi di importazione, non si trasmette da uomo a uomo con la puntura di zanzara. Il protocollo per la gestione dei casi di arbovirosi autoctone non prevede in questa situazione, specifica una nota dell'Ulz, la necessità di disinfestazioni straordinarie anche alla luce del piano di disinfestazione ordinaria già svolto dall'amministrazione comunale locale. Il servizio di igiene e sanità pubblica di Vicenza manterrà comunque un rigoroso monitoraggio della situazione epidemiologica in costante contatto con le amministrazioni comunali. Sarà necessario predisporre disinfestazioni straordinarie? No, in questo caso, poiché noi già lavoriamo proprio perché non si trasmette da uomo a uomo, facciamo solo una campagna di rinforzo con i comuni che abbiamo già informato, sia il comune interessato ma anche tutti i comuni della nostra ULSS, in particolare quelli limitrofi, di continuare già il grosso lavoro di disinfestazione delle aree pubbliche che stanno portando in atto dalla primavera. Vediamo la vicenda della Miteni e dei PFAS con l'inquinamento di cui si parla ormai da anni. Oggi gli occhi puntati sulla sede dell'ARPAV, dove erano attese importanti novità sul progetto di bonifica della Miteni. Sentiamo Daniele Garbini. Il sito della Miteni di Trissino continua ad inquinare con i PFAS il territorio circostante, uno stillicidio soprattutto con le piogge quando il livello delle acque meteoriche si innalza e supera la barriera idraulica attualmente installata. Per questo gli occhi di tutti erano puntati sulla sede dell'ARPAV a Vicenza, dove si è riunita la conferenza dei servizi per stabilire il progetto definitivo per la bonifica dell'area industriale. Alta tensione e alta attenzione sicuramente di tutte le associazioni ambientaliste che si sono battute in questi anni, i cui rappresentanti si sono radunati sotto la sede di via Zamenhof. Straordinariamente una delegazione è stata ammessa all'avvio della riunione, dove sono state depositate le richieste articolate in 5 punti. Che venga scelto un progetto di bonifica integrale del sito e non altre soluzioni. Che venga riconsegnato alle comunità il terreno bonificato,
che si faccia in fretta e quindi si inizino subito i lavori, che ci siano delle garanzie in corso d'opera e anche dal punto di vista economico, perché le multinazionali devono sostenere l'onere economico, e infine di poter essere presenti come uditori a queste riunioni a garanzia di un percorso di trasparenza. Forte la speranza delle associazioni aderenti al patto di comunità e della rete Zero FAS che arrivasse finalmente la decisione definitiva sul futuro del sito inquinato, soprattutto dopo la sentenza di condanna del Consiglio di Stato del 28 maggio scorso. La sentenza della Corte di Stato ha chiarito definitivamente che sta in capo alle multinazionali la responsabilità della bonifica. È per questo che oggi la giornata è importante, perché alla luce della sentenza della Corte di Stato deve arrivare una decisione sul progetto e noi abbiamo delle idee chiare però sul progetto. E intanto la Regione del Veneto ha bloccato la commercializzazione di alcune carni provenienti da allevamenti dell'area contaminata dai PFAS. Ivano Tolettini. Scatta il divieto di vendita di alcune carni provenienti dalla zona rossa dei PFAS. Ricordiamo che l'area comprende 30 comuni tra le province di Vicenza, 8 comuni, Verona, 14 amministrazioni e Padova, altri 8 comuni. La Regione ha disposto il blocco della commercializzazione di prodotti di origine animale nei quali sono state riscontrate concentrazioni superiori ai limiti consentiti. Il provvedimento riguarda carne bovina, fegato bovino e fegato suino, dopo i controlli eseguiti insieme all'Istituto Superiore di Sanità, all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie e all'ARPAF. Sono stati analizzati carne, latte, uova e altri alimenti di origine animale. Il quadro generale, spiegano da Venezia, è comunque rassicurante. Su 703 campioni esaminati, 680, il 97%, sono entro i limiti di legge. Altri 18 campioni, il 3%, sono stati sottoposti a ulteriori verifiche. Le criticità riguardano soprattutto i bovini. 8 aziende, il 5% di quelle controllate, hanno messo in luce superamenti nei muscoli bovini, nel fegato bovino e anche nel fegato suino. Per queste realtà è scattato il divieto di commercializzazione dei prodotti interessati e sono stati predisposti interventi per ridurre la contaminazione e riportare gradualmente i valori entro i limiti di legge. In 5 campioni, pari allo 0,7%, sono stati inoltre rilevati livelli di PFOA e PFOS nelle uova superiori ai valori indicativi, mentre in 3 campioni, lo 0,4, è stata riscontrata una presenza di PFAS nei pellami oltre le soglie di riferimento. Servizio Ivano Tolettini, adesso parliamo della Biennale di Venezia con il presidente Pietrangelo Buttafuoco, che ha un diavolo per capello per il taglio dei 2 milioni di euro voluto dall'Unione Europea per via della presenza a Venezia del padiglione della Russia, e poi tutto questo in vista dell'apertura della mostra del cinema dal 2 settembre al 12 di settembre, con un filmone come serata per la serata inaugurale, quello di Danny Boyle, regista inglese, si chiama Ink, inchiostro, ed è la storia dello squalo della stampa, cioè dell'editore Murdoch. In diretta da Venezia Lorenzo Maier. A te Lorenzo. Buongiorno direttore, a te e ai nostri telespettatori di Rete Veneta. Sì, è in corso la presentazione film per film, possiamo dire così, della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Come le immagini di Simone Merlo vi stanno facendo vedere la sala e il direttore Roberto Barbera, che ormai da più di un'ora sta parlando, ma per presentare i vari film. Ma in apertura, e non poteva essere altrimenti, di questa presentazione, noi ci troviamo qui alla sede della biblioteca dell'ASAC. L'archivio storico della Biennale è una sua biblioteca con migliaia di libri, e questa è la location che viene da anni utilizzata per la presentazione. Dicevamo in apertura della giornata, introdotta da Paolo Lughi, il
presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco ha ovviamente ringraziato tutti, anche il ministro, anzi il primo ringraziamento è stato per il ministro che lui ha chiamato in tono colloquiale Alessandro, ma poi nella parte finale del suo discorso di alto profilo ha citato appunto il taglio dell'Unione Europea associandola al lupus in fabula. Allora sentiamo dalla sua voce cosa ha detto. Noi non facciamo politica, non assecondiamo tamburi, noi siamo chiamati qui alla ricerca a livello internazionale nel campo delle arti. Ad obbedire ai loro desiderata verremmo altrimenti meno ai principi di autonomia e di libertà di espressione e di ricerca, di fantasia, di immaginazione, che da 131 anni sono propri di questa istituzione. Ben 3 lettere della Commissione europea, ecco chi è il compagno di strada che è venuto meno, ben 3 lettere hanno avuto 3 dettagliate risposte. Ripetevano le stesse domande come se non ci fossero mai state le puntuali risposte, però tutto è scritto. E caro Alberto, carissimo Lughi, Confedero potrebbe dirsi lupus in fabula. Superior stabat lupus. Ricordate? Il lupo si disseta al torrente, dove più in basso sta bevendo anche un agnello. Il lupo accusa l'agnello di intorbidire l'acqua che sta bevendo, e questo anche di fronte all'evidenza dell'impossibilità di sporcargliela. In un certo senso è la Commissione europea, cioè il lupo, che invia una prima lettera. E l'evidenza è l'evidenza. L'Unione Europea toglie i 2 milioni alla Biennale e, cito un efficacissimo titolo, immagino scritto da Mattia Feltri sul suo giornale l'Huffington Post, toglie i 2 milioni alla Biennale e dà 6 miliardi in 6 mesi a Putin. Ecco dove diventa torbida l'acqua, e non è certamente qui. Ma superior stabat lupus, e in una seconda lettera il lupo comunque accusa l'agnello di avere detto male di lui in una ben precisa data. L'agnello non era nato al tempo in cui il lupo asserisce di essere stato insultato, e nella terza lettera allora il lupo taglia corto e se lo mangia. Se non sei stato tu, vorrà dire che sarà stato tuo padre. Il lupus in fabula, ne converrete, ma ci sta tutto. Ecco, quindi direttore, abbiamo ascoltato, abbiamo sentito, abbiamo visto le parole del presidente della Pietrangelo Buttafuoco, che ha parlato in modo molto chiaro, molto netto. Non si sa dopo se si fermerà per ulteriori interviste. Questa in realtà è l'unica replica che è prevista. Si sta presentando invece il ricchissimo programma del Festival. I selezionatori che sono a lavoro praticamente da gennaio per presentare il programma hanno selezionato 4.500 titoli per arrivare alla scrematura del programma. Alberto Barbera in apertura ha parlato anche della situazione del cinema italiano, in apertura del suo intervento, dicendo che comunque i film che chiedono di partecipare alla mostra sono sempre di più tutto compreso tra lungometraggi, cortometraggi, concorso e fuori concorso. Quest'anno sono arrivati 4.500 titoli da visionare rispetto ai circa 4.200 dello scorso anno, quindi c'è una crescita. Tra i vari film del programma adesso ci apprestiamo a scoprire i titoli del concorso principale di Venezia 83. Sappiamo già però ovviamente che il Leone d'Oro
sarà attribuito alla carriera a George Clooney, e sappiamo anche che tra i film fuori concorso di Orizzonti c'è un film dedicato alla tempesta Vaia. Un'altra cosa che possiamo già segnalare è che torna alla mostra un affezionato di Venezia come Luca Guadagnino, che c'era anche lo scorso anno, con un film che pensate un po' dura oltre 7 ore. È una ricostruzione dell'opera in regia del regista Bertolucci. Se non hai domande, direttore dello studio, vi restituiamo la linea e poi questa sera daremo contezza dell'intero programma della mostra e delle reazioni all'intervento di Pietrangelo Buttafuoco. Grazie molte, grazie Lorenzo Maier e al nostro operatore Simone Merlo. E andiamo avanti con l'autonomia, un balzo in avanti dell'autonomia differenziata nonostante i tanti e troppi uccelli del malaugurio, i bastoni tra le ruote, una vicenda che dura da 9 anni. Si spera di arrivare finalmente a una riforma compiuta. È stato fatto un passo in avanti con delle preintese che sono state approvate sia dalla Camera sia dal Senato che poi dalla Camera. Sentiamo. Via libera anche dalla Camera dei Deputati all'intesa preliminare per l'autonomia del Veneto dopo l'approvazione nei giorni scorsi da parte del Senato. 161 voti favorevoli e 109 contrari. Per chi parla di giornata storica c'è chi bolla la riforma come una presa in giro. Da Venezia il presidente del Veneto Alberto Stefani esulta per quello che definisce passo importante nel rispetto della volontà dei veneti. Qualcuno ha preferito proporre un ricorso contro questa grande riforma. Io, da Presidente della Regione del Veneto, preferisco assumermi le responsabilità davanti ai miei cittadini, avere un paese più moderno, efficiente e responsabile. E proprio per questo questa battaglia la porteremo fino in fondo. Protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica. Queste le materie interessate dalla preintesa, cui seguirà ora il confronto diretto con le regioni. Alla Camera contrapposizione netta su quella che il ministro Roberto Calderoli definisce battaglia storica della Lega e sua personale ragione di vita. È un mandato forte e chiaro per noi che rappresentiamo il popolo veneto. E parlo appositamente di popolo veneto perché, e il referendum dimostra anche questo, noi non siamo solo economia. Noi in Veneto siamo storia, tanta storia. Siamo cultura, siamo tradizione, siamo lingua, siamo bandiera e siamo tanto, tanto cuore. Gianangelo Boff, ex leghista, la ritiene una riforma priva di contenuto, ma i vannacciani la votano comunque. È il rispetto per la democrazia. Noi qui stiamo parlando di preintese fra le regioni e lo Stato, fra le regioni e il governo, fra i governatori democraticamente eletti dai cittadini direttamente, con i consiglieri regionali eletti con le preferenze direttamente dai cittadini, e per il rispetto che è dovuto alla democrazia e ai territori, Futuro Nazionale vota favorevole. Strali dai banchi delle opposizioni contro l'autonomia accusata ancora una volta di spaccare l'Italia. Perché sul principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione credo che siamo tutti d'accordo, ma ci sono 1000 modi per implementare questo principio e probabilmente il più sbagliato di tutti è proprio la legge Calderoli. È una leva assolutamente pericolosa per la destabilizzazione del Paese. Non può essere concepita come uno strumento per soddisfare rivendicazioni territoriali senza una verifica rigorosa, trasparente, comprensibile dell'interesse e dell'equilibrio generale del Paese. È uno scempio politico che condanna a morte il Mezzogiorno e tutte le aree più fragili del Paese. Parlava di palude la Presidente del Consiglio Meloni, la vera palude è quella in cui farà precipitare lei, il sud dell'Italia intera. La riforma che avrebbe danneggiato il Paese, replica la padovana Elisabetta Gardini, è quella che il PD aveva messo nero su bianco. Il disastro, lo dico tramite lei Presidente, lo avreste fatto voi, ancora una volta l'Italia l'avreste rovinata voi. E ieri sera l'intervento in diretta del Presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani, che da parlamentare si era speso tantissimo per l'autonomia differenziata. Sentiamo. A capire di cosa si tratta, no? Perché i detrattori dell'autonomia differenziata sono tanti, si dice sempre che non è
mai stato raggiunto nessun obiettivo. Questo è un passo, un balzo in avanti. È giusto chiamarlo balzo in avanti? Beh, intanto buonasera direttore, buonasera ai telespettatori, buonasera a tutti gli ospiti. È un risultato importante perché oggi si conclude l'iter parlamentare sugli schemi di intesa, adesso ci sarà il passaggio in Consiglio regionale e poi ci sarà il passaggio in Consiglio dei Ministri. È l'esito di un percorso lungo, ma è anche vero che da quel referendum del 2017 questo è il primo governo di centrodestra e da questo governo nasce la legge quadro del 2024, una legge quadro che, possiamo dirlo, è stata oggetto di ostruzionismo eccessivo e assolutamente fuori da ogni logica, e lo posso dire a buona ragione visto che il relatore di quel disegno di legge ero io insieme ad altri colleghi ovviamente parlamentari che l'hanno seguita, e abbiamo assistito a oltre 350 ore in commissione di ostruzionismo da parte di deputati che si collegavano da qualsiasi parte d'Italia pur di bloccare questa legge quadro. Chiaramente grazie a questa riforma noi avremo delle competenze maggiori su 4 materie rilevanti, tra queste la più rilevante è chiaramente la tutela della salute, che permetterà alla nostra regione di poter disporre di margini di spesa importanti, perché garantirà ovviamente la possibilità di oltrepassare i vincoli di spesa su cui oggi la regione ovviamente ha delle difficoltà. Ricordiamo che la nostra regione, pur essendo una regione virtuosa, non può disporre interamente del fondo sanitario regionale. Alcune spese sanitarie sono bloccate perché si raggiungono dei limiti di spesa, quindi pur avendo delle risorse io non posso spenderle. Per esempio noi con il nostro bilancio regionale stiamo coprendo per oltre 35 milioni degli extra LEA, cioè delle... Fai la finestra. LEA che con il fondo sanitario regionale noi non possiamo coprire, e quindi per questa ovviamente le altre materie, ricordiamo anche la materia importante della previdenza integrativa, che è una materia che soprattutto per le nuove generazioni rappresenta qualcosa di fondamentale, la possibilità di emanare delle ordinanze in deroga qualora si verifichino delle calamità sul territorio regionale, e le professioni. E credo che queste siano materie comunque importanti che permettono alla nostra regione di avere più responsabilità, e soprattutto vorrei anche dire con una nota, possiamo dire anche di dispiacere, che vedere appelli da parte di sindaci del centro-sud e di un presidente della regione che è De Caro contro l'autonomia e le legittime aspirazioni di una regione fa un po' riflettere, ecco, questo mi permetto di dirlo. Ecco, lei aveva fatto allora poi siamo andati avanti ovviamente ancora col presidente Stefani, e adesso vediamo anche l'insoddisfazione, il disappunto a dir poco del sindaco di Treviso Mario Conte, che è anche presidente dell'associazione che raggruppa i comuni del Veneto, i comuni che sono penalizzati, ha detto nuovamente, nelle graduatorie per il finanziamento di progetti statali. Una situazione che si ripete da mesi e che, ha detto Conte, solleva serie preoccupazioni per lo sviluppo e la sicurezza del territorio. Nel bando, che prevedeva uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro, solo 3 dei 77 progetti finanziati, ha detto Conte, sono stati destinati al Veneto. Una criticità simile si è verificata per i finanziamenti triennali destinati alla messa in sicurezza del territorio. A fronte di 731 progetti presentati da 420 comuni del Veneto per un valore complessivo di 621 milioni, sono stati finanziati, ha detto ancora Conte, solo 24 progetti per un totale di 15 milioni, pari ad appena il 2,4% del richiesto, e questo veramente indigna il nostro territorio, perché sappiamo che c'è un residuo fiscale che continua ad andare a Roma di 15 miliardi all'anno, quindi a noi danno soltanto le briciole, no? Come si dà l'osso al cane con un certo, con una certa indifferenza. Vediamo anche i problemi legati ai rincari energetici. In appena un mese il Veneto è passato dal secondo al primo posto in Italia per l'aumento dei prezzi dell'energia, raggiungendo a giugno il 12,6% rispetto a febbraio. Sentiamo la preoccupazione delle imprese artigiane.
Peggio del Trentino e del Friuli Venezia Giulia, che solo un mese fa erano in testa alla classifica nazionale del caro energia. A giugno il Veneto è al primo posto per incremento dei prezzi di elettricità e gas, registrando un più 12,6%, il dato più elevato d'Italia e ben oltre la media nazionale. A rilevare questo triste primato l'elaborazione di Confartigianato sui dati Istat, che fotografa gli effetti delle tensioni geopolitiche internazionali sul costo dell'energia. Il sistema produttivo della nostra regione, caratterizzato da piccole e medie imprese artigiane, è il più esposto alle tensioni dei mercati internazionali. Pochi punti percentuali, ma che rappresentano quello sforzo che le imprese devono fare per mantenere la loro competitività. Quindi devono andare ad erodere quello che sono i loro guadagni per poter continuare a lavorare e a far vivere le famiglie della loro impresa, ma anche quello che è l'economia nostra veneta. Nei primi mesi della crisi di Hormuz il prezzo dell'importazione di petrolio, greggio e gas naturale è aumentato del 38,4%, mentre la bolletta energetica nazionale è salita del 41% rispetto al trimestre precedente. Purtroppo la situazione del Golfo e quindi aver ricominciato la guerra nello stretto di Hormuz ha portato ad aumenti ulteriori e quindi a costi per le nostre imprese. Nostre piccole e medie imprese che rappresentano un treno importante per l'economia veneta, e quindi questo va purtroppo ad aggravare, portando le nostre imprese a essere in difficoltà per quello che riguarda la competitività, i costi dell'impresa, ma soprattutto quello che sono i margini alle nostre piccole imprese. Ovviamente l'aumento dei costi di produzione si riflette sui prezzi finali e rischia di frenare gli investimenti, così come la produttività delle aziende. Questa situazione pone ulteriormente in difficoltà il nostro Paese e quindi fortunatamente quello che è avvenuto è che la Regione Veneto, nella figura del nostro assessore Massimo Bitonci, è andato a rafforzare i fondi di garanzia con 10 milioni. Il tema quindi energia e gas da un lato e credito dall'altro sono i due temi che dovremmo d'ora in poi cercare di lavorare per migliorare e poter far continuare a vivere le nostre imprese per quello che è il loro futuro in questa situazione molto difficile. Nel primo trimestre del 2026, rileva sempre Confartigianato, i prestiti alle piccole imprese venete sono scesi del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2025, confermando un calo che prosegue dal 2022. Servizio di Valentina Visentin, e sono pesantissimi gli effetti del caro gasolio sui trasportatori. 2,119 euro per un litro di gasolio è il conto che oggi pagano le imprese trevigiane ogni volta che fanno il pieno. È un prezzo che pesa come un macigno sui bilanci e che in 6 mesi è cresciuto di oltre il 20%, riportando l'allarme tra autotrasportatori e aziende che lavorano ogni giorno con i propri mezzi. La nuova corsa del diesel rischia di scaricarsi sull'intero sistema produttivo, dai camionisti alle imprese edili, dagli impiantisti alle aziende manifatturiere, perché quando aumenta il costo degli spostamenti aumenta anche il costo di lavorare. Negli ultimi 6 mesi abbiamo riscontrato, come tutte le aziende, come tutti gli utenti, un aumento fino al 20% dei prezzi del gasolio, da circa 1,80 che avevamo verso gennaio agli oltre 2,05 € verso i 2,10 €. La media nazionale oggi è sui 2,10 € al litro, con punte dei 2,20 € nella rete autostradale, ma in generale nella provincia di Treviso e quindi nella nostra marca trevigiana abbiamo dei numeri che ci dicono tra i 2,07, tra i 2,07, 2,08, ma ormai siamo anche noi accodati. Una nuova stangata che arriva in un momento già difficile e che secondo le aziende rischia di trasformarsi in una raffica di chiusure se non arriveranno risposte rapide. Un aumento che pesa soprattutto nelle imprese artigiane di trasporto. Il guadagno di una ditta piccola, media dell'autotrasporto, specialmente artigiana, vede il rischio di erodere quasi completamente quello che è il margine, quella che è la possibilità di guadagno rispetto al proprio servizio. Teniamo conto che la ditta artigiana nel settore dell'autotrasporto ha un
recupero tipicamente legato al credito d'imposta, che oggi è completamente sospeso e rischia di erodere quella capacità anche di leva contrattuale, di capacità di stare nel mercato, che oggi viene sostenuta dagli artigiani, dalle piccole imprese, dalla conduzione familiare che c'è dietro spesso alle nostre attività. CNA Treviso parla di una situazione ormai insostenibile e chiede al governo un intervento immediato per frenare la crescita dei prezzi, riducendo il peso fiscale sul carburante e sostenendo le imprese. La posizione della CNA è duplice. Da un lato serve necessariamente intervenire per contenere i prezzi, e questo ci penserà la politica, la geopolitica, per risolvere le situazioni internazionali. Certo è anche che il fisco, le tasse sono una dinamica rilevantissima e determinante nella determinazione del prezzo. Quello che serve è quindi un rilancio di questo credito d'imposta, un meccanismo che consente di risparmiare nelle tasse e mantenere più soldi nelle tasche delle nostre imprese e nella possibilità di queste di reinvestire, mantenere attivi i propri servizi, i propri collaboratori, i propri mezzi. Aumentano in tutto il Veneto le truffe agli anziani. Allora andiamo in diretta a Belluno da Tiziana Bolognani, il nostro operatore Stefano Bozzi, perché c'è di nuovo una campagna di prevenzione da parte del Comune e delle forze dell'ordine. A te, Tiziana. Sì, direttore, buongiorno. Hai detto bene, da poco si è conclusa la presentazione di questa nuova campagna, la quarta di seguito, che coinvolge il Comune di Belluno grazie a fondi ministeriali. Assieme a me l'assessore al sociale Marco Dal Ponte, l'assessore alla sicurezza Raffaele Addamiano, per raccontarvi di questa squadra che si ricompone per andare incontro alle necessità degli anziani, per informare, per comprendere gli anziani, per sensibilizzarli sul fenomeno odiosissimo delle truffe. In che modo, Assessore, quest'anno? Sì, quest'anno abbiamo ripreso in mano un po' tutta la situazione, abbiamo creato un contributo diverso da quello rispetto agli altri anni, abbiamo messo al centro una compagnia teatrale che ci fa vedere in maniera molto spontanea e molto divertente le problematiche legate alle truffe degli anziani. In questo modo gli anziani possono venire veramente a conoscenza della semplicità con cui questi truffatori vanno a trovare gli anziani o gli telefonano, insomma, con le varie modalità di confronto, e con questa semplicità le persone possono capire e poi possono trasmettere questi messaggi ai loro vicini, ai paesani e così via. La ricaduta sociale è importantissima perché queste persone entrano in un loop, entrano in una situazione di disagio importante che ha delle ricadute poi sociali molto importanti dal punto di vista psicologico. E allora quindi come Comune, come amministrazione, come assessorato al sociale abbiamo messo a disposizione sia personale formato interno, quindi psicologi ed assistenti sociali, ma poi attraverso anche la municipalizzata del Comune di Belluno Sersa, quindi la casa di riposo, abbiamo messo a disposizione, oltre che a queste figure, anche gli educatori, pronti a intervenire per dare quei supporti nella massima riservatezza, con la massima privacy, ma supporti importanti, perché chi entra in queste situazioni poi fa fatica a riprendersi e inizia a isolarsi, e questo diventa un altro problema. Noi vogliamo portare la rivitalizzazione delle frazioni, riportare le relazioni delle persone all'interno di tutti i nostri paesi. Devi sapere, direttore, che la provincia di Belluno notoriamente è conosciuta per la sua sicurezza e per la sua tranquillità, lo dicono anche le classifiche. Sole 24 Ore nel 2024 ci metteva praticamente all'ultimo posto, quindi provincia in cui davvero si può stare, si può dormire su guanciali di piume, e però la stessa classifica ci metteva al quarto posto invece per quanto riguarda il fenomeno delle truffe, segno che probabilmente questi malviventi, malfattori trovano sempre come dire, linfa vitale per le loro azioni criminali. Assessore Addamiano, in questo senso stare vicino agli anziani può significare molto. Ma fa capire che le istituzioni non sono né distinte né distanti, in realtà sono amiche, tutte le istituzioni in questa alleanza a funzione civica, e questi dati ci evidenziano da un lato l'esigenza di non abbassare mai la guardia, di rendere sempre più operativi questi strumenti di informazione, di prevenzione e di educazione civile. La repressione verrà in un secondo momento come estrema ratio, dall'altro questi dati stessi vanno
vanno contestualizzati perché sono naturalmente in percentuale. Ciò nonostante noi ci siamo impegnati da 4 anni a questa parte proprio per realizzare un'azione sinergica finalizzata proprio a debellare o quantomeno a contrastare in maniera molto significativa questo fenomeno odioso che intacca il patrimonio dei cittadini ma anche la loro libertà e la loro dignità. Incontri sul territorio, incontri nelle frazioni, gli incontri sono già iniziati a Caverzano nella frazione di Orzès, il prossimo sul Nevegal, vi racconteremo tutto nel telegiornale questa sera. Per ora da Belluno è tutto, direttore, a te la linea. Grazie molte Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi, i loro ospiti. Molto interessante la compagnia teatrale che racconta le truffe e cerca di spiegare come prevenirle. Potremmo anche mandarla in onda se fosse possibile. Chiudiamo, prima di andare in pubblicità, vediamo un'altra tragedia della strada in via Velodromo a Castelgomberto, siamo nel Vicentino, violentissimo scontro tra un camion e una moto e c'è una vittima. Pubblicità, torniamo subito con i nostri registi Francesca Pezzo e Tony Polla tra poco. Andiamo subito a Pellestrina, nel cuore della laguna di Venezia, perché questa notte c'è stato un incidente, un barchino è affondato e c'è una vittima in diretta Ilaria Marchiori con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. A te Ilaria. Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Una tragedia che Pellestrina sta vivendo con profondo dolore. Voi sapete che la comunità di Pellestrina è una comunità molto unita, qui siamo con uno dei cittadini più conosciuti, il signor Mario Sambo, noto da tutti come Sambo. Cos'è successo? Fondamentalmente questa notte Johnny Vido, di 43 anni, la vittima, ha perso la vita mentre si trovava sul barchino insieme al cugino Michael. Stavano rientrando, erano circa le 2 quando ancora non si capisce che cosa sia esattamente successo, infatti la dinamica è al vaglio degli inquirenti. Fatto sta che a un certo punto il barchino è affondato e Johnny con lui. A lanciare l'allarme è stato il cugino Michael. Naturalmente sono arrivati subito i soccorsi, sul posto si è elevato in volo anche l'elicottero della Guardia di Finanza che poche ore dopo, intorno alle 7 di questa mattina, è riuscita ad intercettare il corpo di Johnny, che nel frattempo era stato trasportato qui dalla corrente lungo la zona di Pellestrina, perché il barchino è affondato invece nella zona di Caroman, dunque poco prima di dove ci troviamo adesso, poco più avanti, e successivamente è stato poi recuperato dagli uomini della Capitaneria di Porto. È stato proprio il cugino nella notte a dare l'allarme, in preda alla disperazione. Ecco, Sambo, lei li conosceva bene? Sì, a Pellestrina praticamente ci conosciamo tutti e loro erano gli amici del bar praticamente, in cui ci si incontrava il pomeriggio per il caffè, la sera all'amaro, poi si parlava del più del meno delle cose. Loro praticamente ieri sera sono andati a passarsi una serata fuori isola, a Chioggia o Sottomarina, e stavano rientrando ed è successa una tragedia in pratica, ecco, questo qua. Loro erano cugini, erano molto uniti, perché Johnny è residente agli Alberoni ma vivevano insieme a Pellestrina. Praticamente sono sempre insieme, quasi lavoravano insieme, uno lavorava per la cooperativa del Cerchio, l'altro su una barca da pesca, e in pratica loro vivevano insieme in isola, praticamente erano sempre assieme dall'alba al tramonto. Sono 2 personaggi uniti da sempre. Ecco, voi questa mattina qui a Pellestrina, quando avete appreso la notizia della sua morte, siete rimasti sconvolti? Sì, io questa mattina stavo dormendo, ho sentito un elicottero a bassa quota, 5:30 circa, uscendo ho visto questo elicottero che passava avanti e indietro lungo praticamente il canale di Pellestrina e non avevo ancora capito il perché. Poi in mattinata ho avuto varie notizie e ho saputo di questa tragedia. In pratica loro rientrando da Chioggia, da un divertimento, loro praticamente hanno avuto l'impatto non so con cosa ed è successa la tragedia, ecco, questo è il discorso che io so. Lei non è riuscito a parlare con il cugino Michael? No, per il momento no, perché penso che sarà un momento particolare anche lui, che insomma una tragedia così, un fratello praticamente più che un cugino, perché stavano sempre insieme dalla mattina alla sera, quindi
due persone unite in tutto per tutto, ecco, questo qua. Quindi possiamo solo immaginare che dolore stia vivendo in questo momento Michael, che ha perso il cugino Johnny Vido questa notte durante questo incidente. Al momento queste sono le notizie a nostra disposizione, qualora ne avessimo ulteriori chiederemo nuovamente la linea. Per ora da Pellestrina è tutto. Grazie ai nostri inviati Ilaria Marchiori e Nicoletta Rizzetto. Come vi dicevo prima, c'è stato un incidente, un violento impatto tra un camion e un motociclista che ha perso la vita. Andiamo in diretta a Castelgomberto da Laura Bertini. A te, Laura. Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Come anticipavi, una tragedia stamattina qui a Castelgomberto in via del Velodromo. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un impatto tra un camion e una moto. Le cause e la dinamica sono attualmente al vaglio della ricostruzione della polizia locale. Un violento impatto in cui a perdere la vita appunto sarebbe stato il Centauro, di cui al momento non sono note l'identità e l'età. Sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma per la persona non c'è stato nulla da fare. Al momento sono in corso gli accertamenti. Qui sul posto ci sono i carabinieri e la polizia locale, sia per i rilievi, per ricostruire le cause e le dinamiche dell'accaduto, ma anche per la deviazione del traffico. La zona è transennata, i rilievi sono in corso, al momento è questo quanto sappiamo dirvi. Ovviamente qualora ci fossero delle novità riprenderemo la linea. Grazie molte Luisa Bertini e Andrea Benetti, il nostro operatore. E sempre per quanto riguarda gli incidenti, il risveglio di Elena Miglioranza all'ospedale dopo la grave caduta in bicicletta a Nervesa della Battaglia, con un momento carico di emozione, cioè l'incontro tra il padre della ragazza e la dottoressa, l'anestesista, che le ha salvato la vita. È un abbraccio che vale più di 1000 parole, quello tra la dottoressa Silvia Orazio e Andrea Miglioranza, papà di Elena, la sedicenne che domenica è rimasta gravemente ferita nella caduta durante una gara ciclistica a Bavaria di Nervesa della Battaglia. Dopo giorni di apprensione, la giovane è stata finalmente estubata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello. Scusate un attimo, ma no, è stato molto emozionante. Niente, non so neanche cosa dire essenzialmente, perché adesso sì, io l'ho lasciato domenica che è partita per quella gara. Scusate. L'ultima cosa che immaginavo era di vederla qui in ospedale, ed oggi vederla sveglia che con fatica diceva le sue prime parole. Un passo avanti. Un risveglio reso possibile proprio grazie al pronto intervento dell'anestesista del 118, che quel giorno non era in servizio, ma non appena sentito da casa il suono dell'ambulanza ha capito che qualcosa non andava. Non ci ha pensato due volte ed è corso sul posto assieme al marito infermiere. Non sono un'eroina, ho fatto il mio dovere, dice. La catena del soccorso ha funzionato alla perfezione. Chi era lì ha detto bene che Elena non rispondeva. Quindi dall'altra parte hanno capito subito che un trauma che non risponde è grave, e quindi è stata mandata l'automedica di Montebelluna, l'ambulanza di Montebelluna, le di soccorso di Treviso. Da soli non si va da nessuna parte, io da solo non avrei fatto nulla se alle spalle non ci fosse stato tutto questo percorso. I miei colleghi del soccorso che sono arrivati mi hanno aperto lo zaino, mi hanno detto di cosa hai bisogno. È un lavoro di squadra e i cittadini, e questo è il bello, fanno parte di questa squadra. Fin da subito papà Andrea ha espresso il desiderio di poter ringraziare quella che lei definisce un angelo. Io la vedo come l'angelo nella diciamo casualità, trovare una persona così competente nelle vicinanze. Non so, forse c'era qualcuno lassù. Un ringraziamento che la dottoressa Orazio allarga a tutti coloro che quel giorno hanno contribuito a salvare la vita di Elena, e lancia per questo un messaggio. Che il loro ruolo non è un ruolo marginale,
in un evento come un incidente, ma anche come un arresto cardiaco. Quando qualcuno sta male, accorgersi di quello che sta succedendo, chiamare subito i soccorsi, dire bene quello che succede, no? Non inveire come fanno a volte contro l'operatore pensando che le domande facciano perdere tempo. Le domande sono importanti per capire quanto grave è la situazione e chi mandare. Intervista di Marta Zatta e vediamo uno spettacolare intervento in centro, in Piazza Libertà, Bassano del Grappa, intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia. Un anziano non rispondeva alle chiamate, si temeva il peggio, ma tutto è finito bene. Sotto gli occhi di decine di passanti si sono vissuti attimi di apprensione in mattinata in Piazza Libertà a Bassano. 2 mezzi dei Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia erano stati allertati dal nipote di un anziano residente al piano nobile del complesso prospiciente la chiesa di San Giovanni, noto come Case dei Remondini. Il 77enne non rispondeva al telefono e la porta d'ingresso risultava chiusa. Questo ha fatto scattare l'intervento dei soccorritori per verificare la situazione e lo stato di salute dell'uomo. Salendo con una scala mobile, i pompieri sono riusciti a forzare il finestrone della balconata che affaccia sulla piazza. Una volta all'interno, nel giro di pochi istanti, sono riusciti a individuare l'anziano, che era in ottima salute all'interno dell'abitazione, ma con un problema tecnico alla linea telefonica che lo aveva di fatto isolato dai contatti con l'esterno. L'allarme, che aveva destato preoccupazione in tutto il centro di Bassano, è dunque subito rientrato per il sollievo anche dei parenti del 77enne, oltre che della cittadinanza radunata in piazza. Servizio di Mirko Cavallin, 2 minuti di pubblicità e torniamo. Torna la speranza per i risparmiatori truffati dall'ex popolare di Vicenza Veneto Banca, perché si apre nuovamente la possibilità di risarcimenti. Sentiamo. Riapertura Fondo Indennizzo Risparmiatori. È stato ufficializzato oggi nel portale Consap la riapertura del portale per quei 10.700 risparmiatori che avevano sbagliato in tutto o in parte la domanda e non avevano preso l'indennizzo. Patrizio Miatello dell'Associazione Zelino Terzo da Onara, il Movimento Risparmiatori Traditi con Milena Zaggia, Adusbef con Fulvio Cavallari e il Comitato Tasca Mia Risveglio Conti Dormienti con Andreina Schiavon annunciano la riapertura dei termini pochi minuti dopo la pubblicazione sui canali istituzionali Consap. Sono interessati 10.733 risparmiatori dell'ex Popolare di Vicenza e Veneto Banco. Sul piatto ci sono 80 milioni di euro nel triennio 2026-2028 stanziati dal Ministero dell'Economia. Dal 28 luglio prossimo sarà possibile inserire le domande. Ci saranno 120 giorni per inserire le domande. Siamo a disposizione per quei risparmiatori che hanno bisogno. Il 22 luglio, giornata importante per Bassano del Grappa. Sentiamo perché, ce lo spiega il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco. Bassano millenaria, Bassano che punta ad essere città italiana della cultura 2029, Bassano centro di ingegno, di tradizioni, di bellezze architettoniche e ambientali. Bassano che rivuole il suo tribunale, Bassano che voleva diventare provincia, Bassano orgogliosa della sua storia, ha raggiunto il suo 1028° compleanno. Data l'occasione, al primo cittadino Nicola Finco proponiamo una lista di regali tra cui scegliere. Il teatro ipotizzato da Rete Veneta col 1° aprile, il piano Mar, Polo Santa Chiara o la spiaggetta di via Pusterla. Ma secondo me il regalo più facile di questi tempi è il piano Mar, quindi la risoluzione quanto prima di questa annosa questione, e la spiazzetta, insomma, quella è una questione molto più semplice, insomma, basterà solamente il buon senso da parte del Consiglio Comunale. E proprio l'Assemblea cittadina nelle prossime ore è chiamata ad approvare un comodato d'uso trentennale per riaprire la spiaggetta all'uso pubblico. Questa e il piano Mar sono in cima alla lista del sindaco. Sicuramente, allora, per quel che riguarda il piano Mare, insomma, ci sono una serie di incontri e speriamo quanto prima di poter
trovare un'intesa anche a livello di Consiglio Comunale per poter mettere la parola fine su questo importante tema. La spiaggetta invece a settembre andremo in Consiglio Comunale, abbiamo trovato un'intesa con la parte privata e quindi puntiamo per la prossima primavera di poter riconsegnare questa importante area alla comunità. Questo compleanno di Bassano potrebbe allora essere di quelli da mettere agli annali se il doppio buon proposito del sindaco sarà mantenuto. Un compleanno importante per una città che sicuramente ha una grande storia, un grande bagaglio culturale, ma una città che ha sempre avuto la capacità di guardare al futuro, sia da un punto di vista economico, sociale, industriale, culturale, e oggi Bassano, se quello che è proprio è merito dei bassanesi, del grande lavoro che hanno fatto nei secoli. Il TAR dà ragione a Silvia Bigolin che a Treviso non dovrà demolire il gazebo fatto costruire da questa signora disabile nel suo giardino. Non avendo pareti, avendo comunque una copertura mobile, non fa cubatura. Questo è il principio di diritto affermato dal TAR, rifacendosi a una giurisprudenza anche del Consiglio di Stato. Con questa motivazione il TAR del Veneto ha salvato un gazebo dalla demolizione e ha condannato il comune di Treviso al pagamento delle spese legali. La storia va avanti da circa un anno e vede da una parte protagonista la signora Silvia Bigolin e dall'altra gli uffici di Cassugana. In mezzo questo gazebo, secondo la prima indispensabile per la sua disabilità nonché in regola con tutte le norme, mentre per i secondi una sorta di abuso edilizio da smontare e sanzionare. Intimazione alla quale la signora ha deciso di rispondere prima davanti ad un giudice e successivamente davanti al Tribunale amministrativo regionale che gli ha dato ragione. Una sentenza che passerà alla storia perché firmata solo dalla Presidente del Tribunale, in quanto scandita dalla scomparsa il 7 luglio di Marco Rinaldi, il giudice relatore del collegio. È importante questa storia non solo per la signora Bigolin, ma per molti altri cittadini in controversia con i comuni per presunti abusi edilizi. Tornando indietro, ricostruirebbe questo gazebo? Sì, lo rifarei perché secondo me il principio è giusto. Magari sapendo a cosa andavo incontro mi preparavo un po' di più, ma moralmente intendo, ma sì, lo rifarei sicuramente. Ora il comune di Treviso potrebbe ancora contestare la sentenza, ma gli avvocati Pedoia e Capraro sperano più in un contributo costruttivo per i cittadini. Io spero davvero che il Comune faccia tesoro di questa esperienza, soprattutto dal punto di vista dell'interpretazione della normativa edilizia urbanistica con riguardo a questo tipo di costruzioni che tali non sono. E spero davvero che il Comune non decida di andare oltre avanti il Consiglio di Stato. Ancor più convinta Silvia Bigolin, pensando ai tanti che come lei convivono con la disabilità. Che non serva solo a me, ma che sia utile alle persone che hanno delle necessità particolari. Lo Spisal perde tecnici e la capacità di controllo sul territorio trevigiano si riduce mentre aumentano gli incidenti mortali sul lavoro. La CGIL lancia l'allarme: senza prevenzione cresce il rischio per i lavoratori. Meno tecnici della prevenzione, meno controlli nei luoghi di lavoro e mentre lo Spisal perde personale, nella Marca continuano ad aumentare gli infortuni, soprattutto quelli mortali. È l'allarme lanciato dalla funzione pubblica CGIL e CGIL Trevigiane, che denunciano un servizio sempre più in difficoltà proprio mentre cresce il bisogno di vigilanza. Negli ultimi mesi, spiegano i sindacati, 8 tecnici della prevenzione hanno lasciato lo Spisal dell'ULS 2 senza essere sostituiti. Alla base un malessere nelle condizioni di lavoro. Questo nuovo meccanismo di rotazione del personale che di fatto porta i tecnici a ruotare all'interno di più servizi. Vi spiego meglio. Il tecnico potrebbe lavorare per un paio d'anni all'interno dello Spisal per poi passare al SIAN, al SISP, cioè occuparsi di altre tematiche. Questa è una situazione che ha creato parecchi malumori tra il personale. Una situazione che sempre più spesso porta il personale a scelte anche drastiche, come cambiare lavoro, senza che quel voto venga poi rimpiazzato con nuove assunzioni. Il tutto, secondo la CGIL, si traduce in meno ispezioni e meno attività di prevenzione. Circostanza che grava poi sul territorio. Basti pensare che solo nei primi 5 mesi del 2026, secondo i dati INAIL, in provincia di Treviso sono state denunciate quasi 5.600 situazioni di infortunio sul lavoro. Sul fronte delle vittime, la Marca registra l'aumento percentuale più alto del Veneto. 5 morti nei primi 5 mesi dell'anno, ai quali si sono aggiunti altri tragici incidenti nelle ultime settimane. È da molto tempo che chiediamo, insomma, ecco, che questo
benedetto regolamento, questo sistema di rotazione in realtà non può funzionare, perché il personale deve essere formato, deve essere specifico per gli ambiti lavorativi. È come dire che un ortopedico fa anche l'otorino, per intendersi, e che ha questo chiaramente, perché l'altro pezzo fondamentale per cui poi le persone, insomma, a un certo punto anche ultimamente decidono di andare, è che ci sono anche delle risorse economiche collegate, e quindi come in tutte le aziende ognuno decide di andare dove le condizioni sono migliori. Chiudiamo con lo sport. Al centro nuoto di Tezze sul Brenta c'è una nuova campionessa. Ho iniziato a allenarmi dopo 10 anni di stop a febbraio, e ho iniziato a gareggiare così per divertimento, poi in realtà l'ho presa un po' più seriamente e i risultati si sono visti, con appunto Riccione, vinto 3 medaglie d'oro su i 50 stile, i 100 stile e i 50 delfino, con il record italiano della mia categoria sui 50 stile. Aveva smesso di nuotare a 16 anni e ora a 27 ha vinto 3 ori ai campionati italiani master di Riccione ed è riuscita a battere il record italiano master categoria M25 nei 50 metri stile libero con un tempo di 26,93 secondi, imbattuto dal 2003. Tra lavoro, allenamenti serali e sacrifici, il ritorno di Jessica Bosco in piscina ha dato i suoi frutti nel giro di pochi mesi. Io e Jessica, quando eravamo piccoli, nuotavamo insieme, quindi mi ha contattato e voleva ritornare in acqua. Tutti gli altri ragazzi della squadra l'hanno invitata a fare anche le gare e ha ottenuto questi risultati strabilianti in poco tempo. Una soddisfazione immensa anche per il centro nuoto Tezze, che di campioni ne ha già cresciuti negli anni. È stata in parte così una sorpresa, una lieta sorpresa. Abbiamo già avuto atleti di alto livello, qua alle mie spalle c'è il cartellone di Paolo Conte, Boni. Jessica quando era a livello giovanile è sempre stata un atleta che forse non ha raccolto quanto poteva raccogliere. È stata una cosa bellissima quello che è successo. Una notizia che riguarda la stampa del Nord-Est. Osvaldo De Paolini è il nuovo direttore del Gazzettino. Dal 2 settembre, al posto di Roberto Papetti, che è stato direttore dal 2006, assume la carica Papetti di direttore editoriale. Guido Boffo e Antonello Calia, vice direttori, ne dà notizia in una nota Caltagirone Editore. Gli ospiti di questa sera a Focus, il nostro talk alle 21:20, Vanessa Brugnaro, Sante Carraro, Alberto De Franceschi, Nicola Falconi, Alessandro Loddo, Eleonora Sorato e Massimo Venturato. È tutto per oggi, grazie ai nostri registi Francesca Pezzo e Tony Polla e buona giornata.